Le dimissioni di Zingaretti da segretario del PD il segretario nazionale del PD ha dato un vero e proprio scossone alla politica, che probabilmente ci eravamo un po' dimenticati in questi giorni dopo quello scossone che aveva dato Renzi all'intera politica italiana, da cui è arrivato le dimissioni di Conte e poi l'arrivo di Draghi. Di questo parleremo oggi, di questo terremoto nel PD, nella puntata odierna di Screenshot, a cominciare però da chi non è nel PD, ma è bensì il coordinatore nazionale di Italia Viva, Ettore Rosato, l'onorevole Rosato, che lo vediamo in collegamento con noi. Buonasera Rosato. Buonasera, buonasera. Lo vedo anche abbastanza felice, a dire la verità. Felice non credo per Zingaretti, perché comunque è un alleato politico, però in fin dei conti un po' sereno lo è Rosato, magari rispetto agli altri giorni che ci eravamo sentiti ancora prima della mossa di Renzi. Beh, diciamo che siamo rasserenati dal passo che ha preso il governo Draghi, nonostante la pandemia, come dimostrano i dati, purtroppo sta ancora lasciando le sue vittime, ahimè, e sta rendendo complicata la vita normale degli italiani. Draghi ha fatto delle mosse che hanno messo in campo delle energie diverse, molto più determinate ad affrontare quello che è un problema che è gigantesco. Poi mi piace sottolineare che senza fare nessuna dichiarazione, un'innovazione nella politica italiana straordinaria, senza dire una parola, ha fatto una nomina senza neanche un filo di polemiche per il responsabile dei servizi segreti italiani, scegliendo il capo della polizia. Ha scelto un uomo di grandissima qualità, già un professionista già strutturato e già testato alla protezione civile, ha scelto una persona anche qui di grande professionalità per gestire il piano vaccini in sostituzione di Arcuri, quindi veramente senza dire una parola ha messo 3 uomini capaci, servitori dello Stato, a occuparsi dei problemi più urgenti che c'ha l'Italia. Senta, ma questa mossa di Zingaretti l'ha colpita? È vero che nel PD si va a caccia di poltrone? Lo ha detto Zingaretti, e immagino che vuol dire che ha vissuto queste giornate come giornate di grande sofferenza al suo interno, nel senso che la scelta dei ministri e poi la scelta dei sottosegretari sono state discussioni interne alle correnti che evidentemente lui ha descritto esattamente come le ha vissute. Io devo dire che per quanto ci riguarda abbiamo dimostrato con i fatti che non eravamo interessati alle poltrone all'interno del governo, ma che eravamo interessati a un cambiamento che dasse veramente una spinta al nostro paese, che non poteva più restare paralizzato come sotto il governo Conte lo era. Senta, ma da quella volta che militava Poi se vuole una mia osservazione sulle... Sì, prego. Le dimissioni di Zingaretti sono più legate ai sondaggi che vedono il PD perdere 1/4 dei suoi consensi, 1/3 dei suoi consensi per la scelta di Conte, che insomma Zingaretti e tutto lo Stato Maggiore del PD hanno elogiato e santificato, piuttosto che da altro. Quindi io penso che questo sia stato il punto di maggior sofferenza all'interno del Partito Democratico. Poi ripeto, è un altro partito, non dei giudizi, anche se tutti parlano in continuazione di Italia Viva e di Renzi. Noi siamo perché ogni partito risolve in casa sua i suoi problemi. Questo non è comunque il tempo dei congressi, questo è il tempo dei vaccini, ecco, quindi che la politica si occupi soprattutto di problemi concreti mi sembra la cosa più importante. Senta, ma da quando era nel PD qualcosa è cambiato? Cioè il PD era cambiato già quando lei aveva preso la strada di Italia Viva? C'era qualcosa che non andava all'interno del Partito Democratico? Adesso non la sento, deve essere saltato il collegamento, credo. E vediamo se riusciamo a ripristinarlo. Eccoci. Sì. Eccoci. La sento. Sì, ha sentito la domanda, no? E la connessione della Camera dei Deputati? Sì, è la connessione della Camera dei Deputati. Non lo dica così, perché sennò non lo dica così, sennò a questo punto fa una bruttissima pubblicità, cioè nel senso che se non funziona la Camera dei Deputati come possiamo farlo? La verità,
sono anni che qui l'obiettivo è sempre il risparmio, un po' di efficienza qualche volta ci vuole. Comunque, tornando alla sua domanda, che mi sembra assolutamente pertinente, ce ne siamo andati per il motivo che c'era già, diciamo, una scelta di una deriva verso, abbandonando il riformismo, poi la scelta di appiattirsi sulle posizioni del Movimento 5 Stelle, di Giuseppe Conte, tutte queste cose qui evidentemente hanno reso il percorso del PD ancora un percorso più schiacciato verso una politica che nulla a che fare con quello che serve all'Italia. Io credo che oggi l'Italia abbia bisogno di una grande dose di riforme, di cambiamento strutturale, di rispondere a esigenze nuove che gli italiani stanno vivendo e che stanno attraversando, soprattutto la fatica sul lavoro, la fatica sulla qualità dei servizi da erogare. Non c'è bisogno di guardare indietro, c'è bisogno di guardare avanti, e mi sembra che le risposte che il PD dia non vanno in questa direzione. Senti, le faccio una provocazione velocissimo. Serracchiani come la vede in caso come segretario? Può essere? Si è formato... Ecco, sulla domanda principale... No, eccolo lì. Ecco, Serracchiani le chiedevo se potrebbe essere nuovo, se secondo lei potrebbe essere il nuovo segretario. Guardi, Deborah è restata nel Partito Democratico, io sono il presidente di Italia Viva, figuriamoci, però io continuo a dire che Deborah ha delle qualità che ha messo al servizio della sua regione, della nostra regione nel tempo, e ha delle qualità che potrebbe mettere a servizio del Partito Democratico. Deve decidere lei se scendere in campo, farà una battaglia complicata, ma potrebbe farla. Peraltro nel Partito Democratico c'è questa ipocrisia del ruolo alle donne. Mi permetto di dirlo con grande trasparenza su questa cosa qui, perché nel governo Conte 2 avevano 10 ministri, credo, di cui una donna sola. Nel governo Draghi hanno 3 ministri, di cui 0 donne, e discutono sempre del ruolo delle donne. Il nostro partito ha come obbligo statutario che in ogni ruolo ci sia un uomo e una donna, quindi mi permetto di dare un consiglio al Partito Democratico: fate anche qualche gesto concreto per dare possibilità alle donne di essere competitive. Il nostro partito, siamo presidenti io e Teresa Bellanova, è una norma statutaria che lo impone, e quindi non c'è mai discussione su questo. Le nostre ministre sono tutte donne sempre, quindi Deborah potrebbe, diciamo, dare una mano al PD a essere un po' più coerente su tante discussioni che vengono fatte su questo tema. Bene, grazie Rosato, grazie per il suo intervento. Grazie a voi. Alla fine il suo intervento è andato integrale, si è visto bene, però dica di mettere a posto qualche volta la connessione alla Camera. Mi scuso per la connessione. Ma non deve scusarsi lei, deve dirlo a qualcuno che rimpingui i fondi per la Camera dei Deputati, per la banda larga. Va bene, grazie. No, non serve rimpinguare, non chiedo più soldi, sia chiaro. Bisogna spenderli bene, anche per queste cose qua. Esatto, va bene, grazie. Grazie, arrivederci. Grazie allora, noi dovremmo collegarci con Cristiano Sciauli, il segretario regionale del PD, ma anche con Furio Onser, il consigliere regionale di Open Sinistra FVG. Nel frattempo io chiedo anche alla regia se riesce a mettere anche quello che ha scritto oggi Deborah Serracchiani a questo proposito, proprio, bravissimi, grazie, grazie alla regia di Pierangelo Buttazzoni e a Gian Domenico Ricci. Eccola qua. Caro Nicola, oggi è un altro giorno e, come dici tu, andiamo avanti. Le tue dimissioni, piovute come un fulmine ciel sereno, hanno gettato uno sconcerto ai nostri iscritti e militanti. Capisco l'amarezza e la voglia di mollare, le ho provate da segretario regionale del PD e da presidente della regione. Questa è anche una novità, insomma, la voglia che c'è di mollare qualche volta. Oggi però il periodo Partito Democratico e il Paese hanno bisogno di una guida. Viviamo un tempo difficile, sono enormi problemi da affrontare. Poi Deborah Serracchiani dice che la priorità è fare quel confronto più schietto che auspichi anche tu, rivolgendosi a Nicola Zingaretti, perché di questo c'è un grandissimo bisogno. Concentriamoci sulle cose da fare, sulle nostre priorità programmatiche. Spero di cuore che il PD ritrovi al più presto la sua strada da percorrere. Per questo io mi spenderò sempre a sapere che hai rinnovato la tessera. È anche una buona notizia, conclude la lettera, peraltro non è che dice esplicitamente rimani segretario del partito, però
però insomma è un atto di amicizia nei confronti di Nicola Zingaretti e anche di stima in questo post su Screenshot e su Facebook. Eccolo qua, Cristiano Sciaurli, segretario regionale del PD, buonasera. Buonasera a voi. Buonasera, allora Sciaurli, abbiamo un minuto prima della pubblicità e poi ci ricolleghiamo, così intanto mi tiene compagnia. Ho sentito Ettore Rosato, prima di lei, che insomma ha detto che il PD deve guardare di più alle donne. Deborah Serracchiani non sarebbe poi neanche tanto male come segretario nazionale del PD. Le chiedo subito se Deborah Serracchiani è un nome spendibile. Beh, Deborah Serracchiani è sicuramente un nome spendibile, il PD credo che l'abbia anche giustamente valorizzata come Presidente della Commissione Lavoro, quindi con un ruolo assolutamente importante, e credo che Deborah abbia dimostrato in questi anni quanto tiene e che contributo può portare al nostro partito. Come ha accolto queste dimissioni di Zingaretti? Sono state in verità un fulmine a ciel sereno, nessuno se l'aspettava. Io credo che sia un atto fortemente politico, non come qualcuno ha detto quasi un atto caratteriale. Io penso che sia un atto fortemente politico, quasi generoso, per dire che il Partito Democratico non può assolutamente preoccuparsi in questo momento delle proprie dinamiche interne, delle proprie occupazioni di ruoli e di poteri, ma l'unica cosa importante e centrale deve essere l'interesse verso i cittadini e soprattutto il superamento di questo drammatico momento legato alla pandemia e anche l'agganciare la ripresa, mi permetto di dire, anche con il contributo, con i valori e con le idee del Partito Democratico. Sciaurli, andiamo in pubblicità, rimanga collegato e così rimangano collegati anche i nostri telespettatori. Pubblicità. Nuovamente collegati con Screenshot, seconda parte, per oggi il titolo principale è dedicato alle dimissioni di Nicola Zingaretti dal PD come segretario nazionale e abbiamo sentito prima Ettore Rosato, coordinatore nazionale, in questo caso di Italia Viva, e adesso siamo in collegamento con Cristiano Sciaurli che è il segretario regionale del PD. Sciaurli è ancora in collegamento? Eccoci qua. Allora, sì, certo. Zingaretti ha parlato di caccia alle poltrone, se non sbaglio, no? Cioè, siete un po' distanti dai militanti, secondo voi, in questo momento? Ma guardi, io mi preoccupo non solo tanto di essere distante dai militanti, ma di rischiare di essere distanti dal Paese. E certo che è stato un fulmine a ciel sereno quello di Nicola Zingaretti, ma la prima preoccupazione che dovremmo avere e che io ho, ad esempio, è il numero di casi in questa regione, il fatto che da lunedì torniamo in zona arancione, quindi le cose che davvero interessano e riguardano la vita quotidiana delle persone. Io credo che certamente parte di questa difficoltà, di questa crisi del Partito Democratico è dovuto anche, certo, a un suo romanocentrismo, chiamiamolo così. Tante di quelle discussioni e di quelle fibrillazioni poco hanno a che vedere con chi quotidianamente, e sono i militanti, danno una mano, hanno passione politica e si impegnano su dei valori e su degli ideali e anche sulle proposte concrete. Il fatto che ogni filiera di comando debba esprimere qualcuno sono cose che interessano davvero poco al segretario di circolo di Codroipo piuttosto che al segretario di circolo di Bagnari Arsa. Quindi penso che in qualche maniera noi si debba ripartire da lì, si debba ripartire dalle migliaia di persone che ancora ci sostengono e vogliono un PD in grado di parlare ai cittadini e di preoccuparsi dei problemi di famiglie, cittadini e imprese. Senta, colgo l'occasione di parlare con lei anche della questione, lei l'ha appena accennato, della pandemia, di questo Friuli Venezia Giulia che si ritrova da lunedì in zona arancione. Della verità, in zona arancione siamo già domani come provincia di Udine e Gorizia. Questa ordinanza di Federica potrebbe aver creato, secondo lei, un po' di confusione anche. Prima ci troviamo così un po' divisi, bicolori, poi ci ritroviamo uniformemente colorati a partire da lunedì. Beh, guardi, io vado sempre con i piedi di piombo perché i cittadini non sopportano proprio le polemiche su questi temi. Mi è sembrata molto la conferenza stampa di Federica atta a scaricare responsabilità sempre e comunque su altri e l'esito concreto delle scelte del Presidente è che sostanzialmente Pordenone e Trieste tengono i bar e i locali aperti 2 giorni in più. Di concreto non c'è nient'altro.
Tutta la regione sarà in arancione da lunedì, quindi secondo me bastava rapportarsi con il Ministero e decidere insieme quali erano le misure, anche a fronte dei dati, le misure più opportune per tutto il territorio regionale, e poi ovviamente non creare 2 giorni di diversità che credo non cambino niente dal punto di vista, ahimè, delle difficoltà degli esercizi commerciali e degli esercenti, e non cambino niente neanche purtroppo dal punto di vista pandemico. Cambiano molto per i genitori però che hanno questi ragazzi anche alle medie, che si ritrovano lunedì ad affrontare nuovamente la DAD. Serviva fare questo passo? Questa era una polemica, era un'altra delle criticità che avevamo evidenziato, cioè se c'è una cosa che credo un genitore che è già in difficoltà in questo momento, non sa spesso come comportarsi con la presenza dei figli o la mancata presenza dei figli rispetto alla presenza a scuola. E se c'era una cosa che si poteva evitare in questo momento è di dirgli che teniamo aperti i locali e chiudiamo le scuole, perché credo che davvero si dà il messaggio che la scuola è l'ultima ruota del carro. Io penso che la scuola sia fondamentale. Ovviamente se i dati, i numeri ci obbligano anche ad arrivare a scelte impopolari, io non farò mai polemiche su questo, ma non possiamo considerare la scuola come ultima ruota del carro. Va bene, grazie Sciauli, le lascio, buona serata, in bocca al lupo. Grazie a voi, grazie a voi. E allora dovremmo invece avere in collegamento adesso Furio Onsel, consigliere regionale di Open Sinistra FVG, ex sindaco anche della città di Udine. Vediamo se ce l'abbiamo. Buonasera, salve. Buonasera. Allora io riprenderei Onsel il discorso però prima di affrontare quella delle PD, riprenderei il discorso sulla questione della zona gialla, zona arancione, bicolori, poi uniformemente colorati, però detta anche da un professore universitario come lei, vedere questi ragazzi che devono affrontare la DAD a partire da lunedì nuovamente, anche i più piccoli, cosa ne pensa? Sono molto preoccupato. Quanto dissi anche in quell'incontro che abbiamo avuto con Federica alcuni giorni fa, gli dissi: guardi, eviti di fare questo passo della chiusura delle scuole, cerchi piuttosto appunto di considerare caso a caso. Ovviamente i focolai vanno gestiti, ovviamente le situazioni di emergenza vanno gestite, ma cerchi anche d'intesa appunto con i presidi, i dirigenti scolastici, di capire le diverse problematiche, perché tanto poi comunque alcune scuole che hanno i laboratori, alcune scuole no, in qualche misura continueranno a svolgere l'attività in presenza. Quindi io è da tempo che sostengo che bisognerebbe usare un'azione diversificata, oltre che potenziare ovviamente il sistema del trasporto pubblico, ma soprattutto gli ho detto il bisogno di socializzazione dei giovani, no? Non può trasferirsi dalla scuola ai dehors di fronte, davanti ai bar, no? Davanti ai locali pubblici. Evitiamo appunto questo tipo di messaggio, proprio perché non è comunque gestibile, io credo, anche per una famiglia, non solo la presenza dei ragazzi anche giovanissimi, ma poi anche il fatto che comunque questi giovani hanno un bisogno di dialogo, hanno un bisogno di socializzazione. Teniamo presente che è più di un anno che vivono un'esperienza che noi da giovani, lei è molto più giovane di me, ma che noi da giovani non abbiamo mai vissuto, e quindi io sono molto preoccupato. Qui adesso è invalsa questa regola per cui appunto viene dichiarato che la pandemia la diffondono solo, è quella fascia della popolazione che diffonde la pandemia. Però appunto io personalmente credo che si potrebbe gestire in un modo più differenziato, lì dove ci sono dei focolai oggettivi andare a attivarsi, e ovviamente lì dove non ci sono invece trovare delle formule che possano permettere comunque un minimo di presenza. È vero che sono al momento solo 2 settimane, però teniamo presente che la presenza anche forse solo per 1 o 2 giornate, no, alla settimana è comunque molto significativa. Sì. Quindi sono molto preoccupato. Onsel, affronto anche con lei la questione delle PD da uno che è stato anche sindaco di Udine, che ha sempre avuto il PD al proprio fianco.
Questo PD, lei l'ha visto cambiare in tutti questi anni? Ma io sono stato uno dei fondatori, penso, del PD, perché nel 2007, era l'ottobre del 2007, fui uno dei 2,5 milioni credo, di italiani che andarono a votare per le primarie del Partito Democratico. E da quell'occasione ovviamente io ho sempre auspicato a un'unità del centro-sinistra. Questa unità del centro-sinistra purtroppo è stata molto faticosa, molto variegata, come abbiamo visto in tante situazioni. Io sono stato anche uno di quelli, diciamo, che è stato critico nei confronti del primo Renzi, no? Anch'io ho protestato quando c'era la legge sulla buona scuola, ero assolutamente contrario, trovavo che ci fosse una mancanza di dialogo. Purtroppo sì, la situazione è andata solamente peggiorando e certamente nell'ultima fase era abbastanza irriconoscibile questo Partito Democratico, però è indispensabile per il Paese. E questo è il punto, no? Cioè che questo fatto uno può dire ma tutto sommato è un fatto che riguarda un partito, ma è indispensabile avere un partito forte in una democrazia diciamo come la nostra, una democrazia occidentale, No, il come la problema... nostra, con la nostra storia, Certo, avere un partito del centro-sinistra forte, quindi sì. avere questa crisi interna mette a repentaglio il senso della democrazia, il senso del progressista un po' per tutti, quindi io ci ho sofferto per queste dimissioni perché stanno ad indicare che quel partito è in crisi, ma noi non ci possiamo permettere che sia in crisi. Non so se non se ne può permettere neanche quelli che sono gli avversari, perché c'è bisogno anche di un'opposizione forte. Quindi è veramente per me un fatto molto grave nel Paese e io spero che si possa riprendere, ma non credo che sia un fatto romano, vede? Purtroppo io penso che se andiamo a vedere quello che è avvenuto appunto nelle regioni, stiamo a vedere che la dinamica è stata un po' simile, purtroppo in tantissime regioni, in pochi anni il centro-sinistra ha perduto gran parte delle regioni, lì dove è riuscita a vincerle abbiamo visto il fenomeno delle sardine, no? Che ha dato una mano molto forte a Bonaccini per potersi in qualche misura, no? In Emilia-Romagna poi riproporre come presidente. Quindi c'è anche a livello locale un bisogno di rifondare un partito del centro-sinistra e questo è importante per il Paese. Io personalmente nella mia operazione anche come lista regionale nel mio piccolo diciamo ho cercato di proporre anche proprio con la formula open, no? Un'apertura. Purtroppo questo è un percorso che richiede un grande ripensamento da parte di tutti. Senta, Però le faccio l'ultima domanda, le chiedo, come ho chiesto anche a chi l'ha preceduta, se Serracchiani potrebbe far ricompattare questa unicità all'interno del PD a livello nazionale, non so, una donna come lei che ha avuto un'esperienza insomma amministrativa, regionale, oppure no? Vede, io ho conosciuto la Serracchiani tu per tu anche prima dell'inizio, diciamo, di quella che è stata la sua così, traiettoria ed è una politica che certamente molto intelligente, che capisce le dinamiche e quindi indubbiamente può dare un contributo. Significativo poi anche appunto la questione femminile si è riproposta con grande drammaticità. Adesso purtroppo è difficile da questa angolazione, quella che abbiamo noi qui nella regione, e capire che cosa potrà succedere, no? Nel grande congresso, no? Nazionale Certo. che verrà fatto. Un po' difficile. Certamente è una delle figure. È una delle figure chiave, una delle figure che è riuscita, no, a raccogliere proprio con anche la sua schiettezza, certe volte con la sua anche ruvidezza, è riuscita, no? Perché in effetti non è mai stata un politico accogliente, è stata anche molto spesso ruvido. Questo le è stato anche molto rinfacciato, no? Anche qui in Va regione, bene, no? va E bene, credo che certamente può giocare un ruolo importante. Poi se va riuscirà a bene. giocarlo, io me lo auguro per la nostra regione. Va bene, grazie. Allora Onse la lascio e le auguro una buona serata anche a lei. Grazie a lei, buonasera. Bene, no, a me non resta che salutarvi, ringraziarvi, darvi buona serata. Noi ci vediamo sempre con Screenshot la prossima settimana a partire da mercoledì alle 19:45. Grazie, arrivederci.